sotto. Allora, Giovanna vediamo appunto, Panicitano dice. parliamo in positivo, cioè come poter cambiare. Devo aggiungere qualcosa a quello che stava dicendo l'assessore? Sì, è che sì, cioè, mi sembra che è facile ora sparare sui politici, insomma, no? No, 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 non stiamo sparando sui non politici, stiamo- stiamo No, cercando nel senso, No, ma è se uno per dei suoi trovare preferiti per carità, non voglio mica adesso. difendere i politici, Io non voglio. no, non è Me questo, ne guardo non è due. questo il punto, è che abbiamo visto negli ultimi 30 anni, credo, nessun politico ha fatto veramente qualche cosa per l'economia. Abbiamo visto, cioè Stai anche parlando di quelli nazionali, abbiamo vero? visto che cambiando partito, cambiando Ma allora lei come personaggio, sì. no, non è Ma lei cambiato, come non è imprenditore, cambiato nulla. come Io credo riesce ad andare avanti? che il problema sia della società, cioè la società che ha delegato troppo la politica. Ha delegato, Quindi deve le persone non si ripossessarsi. assumono delle responsabilità. Dobbiamo, anche noi, diciamo, classe dirigente, imprenditoriale, cittadini, dobbiamo È assente. riprenderci la Assente. politica. Magari. Perché abbiamo troppo lasciato, perché fare politica è difficile, fare buona politica è ancora più difficile. Poi sembra che ormai, capisco anche che chi fa un politico per forza deve essere un criminale, un mezzo criminale. Perché insomma è facile, no? Tutte le indagini vengono fatte tra politici e No, no, più che altro impresa. sono i dati che sono inquietanti. 5,7 miliardi l'anno il costo della corruzione. Sì, Sono ma numeri Comunque che- se dobbiamo parlare capisco, di non fare per dobbiamo. sopravvivere, se anche e per crescere, se vogliamo crescere abbiamo bisogno che la politica si innovi e Certo. ogni tanto si insegna un po' di terremoto non va male, quindi questi nuovi ministri molto giovani non saranno conosciuti, faranno un pelino di suddivisione da quanto invece eravamo costretti prima a vedere magari persone che pur cambiando il governo Rimanevano sempre là. adesso almeno ci sarà un Ma po' di io sono innovazione, dell'opinione che la perché politica sia insegna una stagione non c'è della niente vita, di non meglio si nel fa tutta la mondo vita. della dottrina, un po' di innovazione si porta con nuovi pensieri, con nuove forze, con nuova Ma linfa. bisogna essere in grado di conoscere la macchina. Speriamo, per siamo poterla d'accordo. gestire. Quello che intendevo dire Se no, tu comunque... hai una Sì, sì, devo dare parola a lui per Ferrari innovare e la non la sai macchina, guidare, vai fuori strada. Sì, no, volevo solo aggiungere una cosa, che quello che volevo dire io, che non è che possiamo pretendere di fare politica con i tribunali, insomma, no? Col fatto, cioè che i cittadini ci devono riprendere la politica, vuol dire che devono volare al di sopra di tutto questo, cioè scegliere le persone poi che è contro, ma più che scegliere Poterle solo, scegliere. non dare mai una delega in bianco, trovare un sistema per poter controllare poi, perché purtroppo chi non è controllato io credo poco, insomma, diciamo che l'occasione fa l'uomo ladro, ecco, un po' così. In modo particolare gli italiani sono sensibili a questo rispetto ad altri, Sì, siamo mediterranei, insomma, dai. Devo dire qualcosa a questo proposito, c'è dell'esperienza della politica. Ma diciamo che noi abbiamo due problemi che si innestano. Da una parte abbiamo una contingenza, cioè il problema in questo momento dovuto a fattori che sono contingenti, la crisi, eccetera, eccetera, eccetera. E dall'altro abbiamo una rivoluzione in atto a livello mondiale che non è catturata dalla politica. Questo non è un problema della politica italiana, è un problema della politica mondiale. Obama adesso è messo in croce. Io da quando ho vissuto in Inghilterra ho l'abitudine di leggere la stampa straniera, io sono abbonato all'Economist, ai Financial Times, eccetera, eccetera, eccetera. E molto spesso si trovano articoli che basta cambiare il nome e sembrano scritti per l'Italia, cioè si lamentano di cose assolutamente identiche, ma è perché negli ultimi 20 anni c'è stata una accelerazione progressiva di una serie di eventi che sono piombati sulle nostre teste e che effettivamente noi non sappiamo come risolvere. Cioè, questa trasmigrazione massiccia verso la tecnologia, una tecnologia che diventa sempre più veloce, una tecnologia che è in grado di sostituire persone a una velocità prima inaspettata, cioè ormai le macchine riescono a fare delle cose che prima si diceva ma dai questo lavoro non andrà mai fatto da una macchina, no adesso ci sono dei software che fanno il lavoro di avvocati in America, c'è una cosa impressionante e questa accelerazione sta crescendo
Di fronte a un evento del genere, anche gli economisti si domandano quale sarà il futuro. Qualcuno dice che è un passaggio e dopo noi riusciremo a riprendere questa cosa qua, altri sono molto pessimisti e dicono no, ormai noi abbiamo raggiunto un livello di accelerazione tale che una serie di persone non potranno più essere riassorbite nel mondo del lavoro e soprattutto questa divergenza tra le classi più alte, diciamo, e le classi più basse aumenta sempre di più a livello mondiale, perché chi riesce a catturare i soldi, la maggior parte dei soldi, sono persone che hanno delle abilità, delle capacità tecniche, mentali, eccetera, eccetera, che sono pochi. E quindi chiudere questo gap, in questo momento nessuno sa come farlo. Concorda, professore? Sì, no, assolutamente, e questo in realtà è una grandissima... È un'analisi interessante questa. No, ma certo. Allora, è una grandissima opportunità per l'Italia. Provo a dire più tecnicamente, il problema qual è? Noi abbiamo l'avvento dell'economia digitale. L'economia digitale, tutti sono molto contenti di scaricarsi la musica gratis senza pagarla, non capendo che si è distrutto un settore musicale. Quello che sta avvenendo nel musicale, adesso sta avvenendo nelle libere professioni, avverrà in medicina perché ci saranno i robot e tutto viene digitalizzato. Il problema dove sta? Sta nel fatto di quando è stato costruito internet, in particolare l'HTML, che è il sistema di linkaggio, si è ipotizzato, non vorrei essere troppo tecnico, ma è molto penso che sia comprensibile. Il link che noi utilizziamo fa sì che io posso linkare un documento, un contributo messo da il signor Busin, però lui non sa che io l'ho linkato, quindi noi possiamo linkare gli altri ma non sappiamo se siamo stati linkati. Questo cosa succede? Succede che è un link monodirezionale e io, non sapendo chi mi ha linkato, non posso chiedergli un contributo per il fatto che sta usando i miei contenuti. Quindi c'è il fatto di mettere dei contenuti gratis che vengono sfruttati solo da chi ha i server, quindi Google, Facebook e via dicendo, è la classe di cui parlava prima l'amico imprenditore, i quali stanno distruggendo le classi medie e fanno sì che esista sempre maggiori persone che perderanno il lavoro, invece con poche persone che avranno grandissimi capitali, che sono quelli che sapranno gestire queste informazioni. Allora, questo però è un problema enorme, perché anche quando sarà stata distrutta la classe media, chi avrà tutte queste informazioni non saprà chi venderle, se nessuno potrà più comprare. E qui a livello di Silicon Valley, che sono molto avanti su questi problemi e stanno dibattendo, ci sono due teorie contrapposte, una di Rifkin che dice, ne è appena uscito un libro, saremo tutti più ricchi e nessuno lavorerà, un'altra teoria che si chiama La dignità ai tempi di internet, un libro che in qualche modo consiglio, che invece dice occorre ripensare e parla di economia digitale umanistica, occorre rimettere al centro l'uomo. Allora, se partiamo da questa idea in cui alla Silicon Valley dicono occorre rimettere al centro l'uomo, alla Silicon Valley una persona che ha sviluppato 3 start-up e attualmente, Leiner mi sembra, non vorrei sbagliare il nome, è capo di ricerca di Microsoft, quindi stiamo parlando non di Bagnoli, con tutto il rispetto, cioè stiamo parlando di uno dei massimi esponenti, dice occorre rimettere al centro l'uomo nell'economia digitale. Voi capite che chi ha messo al centro l'uomo è stato il Rinascimento, l'uomo vitruviano disegnato da Leonardo da Vinci, il cui dipinto è alle gallerie dell'Accademia, quindi a 200 metri dall'Ottalbauer. Quindi se è vero che noi dobbiamo rimettere al centro l'uomo e quindi un'economia digitale umanistica, noi abbiamo una possibilità per impattare culturalmente di nuovo pazzesca. Qual è il problema? Abbiamo in qualche modo un fardello burocratico e tutto quello che ne segue e lo sappiamo. Dobbiamo però, nonostante questo, iniziare a essere di proposta. Faccio sempre questo esempio quando parlo con gli imprenditori. Noi abbiamo trovato tanti imprenditori che sono bravissimi a rispondere. Il cliente chiede qualcosa, sono bravi a rispondere. Il competitor fa qualcosa, sono bravo immediatamente a copiarlo rispondendo. Ormai l'economia, la partita economica che noi dobbiamo giocare competitiva è invece una partita di proposta. Noi dobbiamo proporre delle cose che gli altri non hanno ancora immaginato. Abbiamo la capacità culturale di farlo? Sicuramente sì, perché viviamo in un contesto che culturalmente è unico. C'è un momento storico in cui l'umanesimo e la cultura può essere messa al centro, diceva prima la dottoressa Bortolotto, assolutamente sì. Il problema è riuscire a far massa critica sapendo che abbiamo delle difficoltà, perché onestamente se avessimo la burocrazia che funziona, i professori universitari fossero pagati tanto quanto sono pagati negli Stati Uniti e tutto quello che ne segue, non saremmo qui a parlarne. Allora, ognuno ha il suo fardello. I tedeschi sono famosi per la tecnologia, gli svizzeri per la precisione, noi certamente per la cultura e per la capacità di generare significati smettiamola di lamentarci e iniziamo a lavorare su questo. Alcuni imprenditori, esempi eclatanti, lo stanno facendo,
altri invece continuano a rispondere. Quello che si imputa alla politica, ad esempio a livello europeo, di rispondere a normative proposte da altri, cioè la Germania fa lo standard e noi cerchiamo poi di fare gli emendamenti, sta avvenendo lo stesso a livello imprenditoriale. Per molte imprese, le imprese tedesche stabiliscono le regole competitive e noi cerchiamo di ritagliarci uno spazio di mercato. Io credo che anche alcune imprese, e anche venete, la Zermatt di cui parlavamo prima, l'Oison e gli altri casi, il Bauer, sono imprese che sono riuscite a fare delle proposte e queste proposte in qualche modo io credo possano molto banalmente giustificare il successo che stanno ottenendo. Assolutamente, ecco, volevo parlare Loison. Siccome volevo anche raccontare ai nostri telespettatori le vostre storie perché sono estremamente interessanti, belle proprio. Ci racconti adesso la sua, collegandosi un po' a quello che diceva il andare il controcorrente. In estrema sintesi, come ha detto il professor Bagnoli, anni fa vidi che non c'era futuro nell'azienda di famiglia perché mancava obiettivamente una propulsione innovativa, una creatività. Un'azienda che era sempre nel settore, è sempre stata nel settore dolciario. Assolutamente sì. Prima il nonno, poi papà e quindi io sono la terza generazione. Grazie all'esperienza fatta all'estero prima e poi su un altro settore ho potuto vedere e mettermi un po' in gioco, di conseguenza la prima cosa che ho fatto è onestamente guardare che cosa diceva per esempio il WTO. Il WTO ci ha sempre messo come creatività al numero 1 al mondo e quindi noi dovevamo solo puntare sulla creatività. La mia era una piccola azienda, non potevo fare altro che fortificare, mettere al centro il valore dell'uomo in un'azienda piccola artigiana e fare al meglio quello che potevamo, con una moglie che aveva ed ha ancora oggi per fortuna una grande professionalità nell'arte e nel design come conoscenza e come manualità nello sposare i colori, i tessuti. Abbiamo impreziosito della nostra creatività il packaging del prodotto, cosa che è graditissima all'estero. Non vengono qui a comprare il prodotto da prezzo, vengono qui a comprare in Italia il prodotto di qualità. Certo che tutto questo solo se, una volta creato un grande prodotto, si sa che deve avere comunque un prezzo accettabile. Io non ho, su un prodotto alimentare, non è pensabile avere dei prezzi stratosferici di lusso, anche se pensiamo come luxury food, ma siamo ben consci che un panettone non può costare 150 euro o 200 euro, ma prezzi molto purtroppo più contenuti. Ma in questo non ci siamo mai fermati nel proporre qualcosa di nuovo, nello spiegare il prodotto al meglio al nostro cliente, quindi inserire da 11 anni un piccolo librettino con le indicazioni sulla nostra storia, sul prodotto, un piccolo manuale uso manutenzione del prodotto, perché non è piacevole sentirsi dire ma come lo mangiate in Italia, quindi vuol dire che io devo dare questa informazione perché sennò loro non lo capiscono, proporre idee d'uso, proporre innovazione nell'uso del prodotto stesso e fuori, non conoscendolo, come prodotto di Natale può essere utilizzato tutto l'anno. Ecco che alcuni mercati ci hanno dato l'opportunità di vendere il prodotto al di fuori della stagione natalizia, senza considerare che andando su mercati lontani si può produrre un po' prima perché si deve arrivare in paesi molto più lontani, e tutto questo, avendo l'inglese e utilizzando internet, è stato un enorme vantaggio competitivo. Ho ridotto terribilmente i tempi, non ho subito nessuna vessazione del sistema italiano, per dire la conoscenza della parte sicurezza alimentare indotta dal dover lavorare con un cliente estero che viene a farti un audit, un controllo di 2 giorni, è tutto un altro modo di ragionare. Nessuno è mai venuto a farmi un controllo in maniera repressiva. Il mio cliente è sempre venuto a fare un controllo in qualche modo sempre di proposizione, ma dai, facciamo questo, che cosa ne dici, questo non andrebbe bene, vedi di sistemare e mandami. Ecco, tutte cose che normalmente il nostro sistema non era permesso. Lei non lo fa, è punito, punto, basta, oppure addirittura vessato, però qui non saresti, se chiudo un occhio se queste cose non esistono. E questo ci ha permesso di lavorare in maniera, ribadisco,
straordinaria di quanti liberare paesi? energia, energia, perché il problema grande, parliamo di innovazione quando la nostra mente è libera di fare, quando siamo assieme a due persone e non ci sopportiamo, quando siamo assieme in uno squadra, è bellissimo la traduzione della parola team, no? Together everyone achieves more, insieme ognuno acquisisce di più. Lavoro in squadra non è facile, ma se ci si lavora con competenze diverse, obiettivamente si instaurano dei meccanismi sinergici per cui si eleva alla potenza la nostra forza, e questo è molto importante. Devo dire che da piccolo è più facile, perché se l'azienda avesse 3 livelli piramidali, 4 livelli piramidali, sarebbe un po' più complesso, e questo sono stato un po' agevolato indubbiamente. Ho portato a casa un sacco di informazioni utili, per cui anche le ASL che venivano a controllare dicevano però grazie, anzi erano orgogliose di trovare informazioni. Tu Dario che hai esperienza, cosa fanno? La vi daresti, mi fai vedere. Quindi è cambiato, si è girato proprio il rapporto, non più un rapporto in qualche maniera di ispezione, ma quasi di collaborazione, ecco. E quindi tutto è andato abbastanza bene. Direi che in questo momento, nonostante i momenti di crisi e la nostra dimensione piccola, stiamo crescendo a doppia cifra senza problemi, mercati esteri nuovi ancora. Quanti sono i mercati esteri? Fin dove arrivate? Attualmente sono circa 60 mercati. Caspita. E considera che è un'azienda gestita, tra l'altro, e niente dire esportiamo, perché poi bisogna vedere il livello di esportazione che si fa, perché è facile dire io esporto, ma quando tu cominci a gestire il cliente viene, vede gli dà un po' di esperienzialità diversa, viene a vedere, abbiamo trasformato un piccolo angolo della vecchia taverna di papà in museo, e quindi con macchine del 1870 di pasticceria, quindi toccano, è una storia è quello che possiamo raccontare solo noi. Sì, la come nostra infatti. storia, la nostra Infatti. Solo storia noi che lo abbiamo. possiamo fare, non lo potrà mai fare un americano o un cinese. Infatti. E adesso serviamo il prodotto in maniera diversa, quindi facciamo una crepe di panettone piuttosto che una Almeno. frittella di panettone, e così vis-à-vis con loro, e quindi chiudiamo l'esperienza con qualcosa di estremamente interessante, e questo ci premia in maniera, insomma, esponenziale. Infatti, no, questo è molto interessante, so che deve aggiungere qualcosa. Do la parola subito dopo pubblicità, pochi secondi, poi torniamo insieme.